Quando si parla di misure ristretti, che hanno fatto bene tutti a sottolineare la necessità che in questo momento particolare dobbiamo fondere verso il compimento della spesa, in un'organizzazione come quella dell'amministrazione pubblica, il consigliere e l'amministrazione devono dare un buon esempio. Dobbiamo cercare, ed è questo un compito che forse tutti noi amministratori abbiamo, cercare, proprio perché l'approccio di questo bilancio è stato quello di contenere la spesa i suoi capitoli che lo hanno fatto, contenendo la spesa, cercare di dare un buon esempio come delle azioni che man mano durante l'anno andremo ad operare, cercando di fare questo delle spese a fronte di eventuali spese. L'articolo di quest'anno, per ricordarla, è stato un esempio di come possiamo contenere la spesa. Abbiamo previsto un suo assessore che è andato mandato a partecipare alla politica rappresentante di Grecia con una spesa veramente contenuta rispetto alle spese che anche nel 2008 all'approvazione del bilancio ci sono stati. Quindi noi vogliamo con questa frustrazione ed è quello del lavoro che ha fatto l'assessore del bilancio, è stato questo, nei vari incontri sul maggioranza ci ha chiesto sempre collaborazione, un sacrificio a tutti quanti e siamo grati all'assessore se ce lo ricorda e noi ovviamente cercheremo di fare il nostro meglio per continuare gli sforzi per ridurre la spesa. Nel merito del bilancio non sono d'accordo quando si cercava stasera di assimilare il provvedimento del cimitero come recupero di regolarizzazioni per illeciti commessi in passato rispetto come una spesa base non denunciata rispetto a quello che era non denunciare delle opere, perché stiamo parlando di due tempi ancora completamente diversi. Noi nell'attuazione del nostro Consiglio Comunale di questo regolamento della volontà di regolarizzare le questioni del cimitero abbiamo ben definito quali sono i punti necessari da regolarizzare, sappiamo come andare a controllare e abbiamo anche, quindi abbiamo certezza dal punto di vista del principio della certezza, c'è che al cimitero in alcuni punti, lo disse nella relazione dell'assessore, ci sono delle regolarità. Pertanto io devo fare di tutto per cercare di recuperare queste somme. Quindi il criterio della certezza per farla rientrare previsionale c'è tutto, a differenza di noi che non era certo in quel caso. Voglio sottolineare il criterio per la posta d'entrata a mio parere rispetto all'articolo 162 per quanto riguarda invece il turismo del marketing territoriale, questo avrebbe l'assessore e lo sa benissimo perché con la commissione che ha lavorato molto è stato anche argomento di discussione in commissione di bilancio. Volevo un attimino smentire il collega del consigliere Tornato perché la Russia non ha fatto il proprio potere, la commissione anche con la collaborazione di Torre Ripeto, il presidente Moretti e io appunto l'esperienza e le dati che i consiglieri che la compongono ha cercato proprio per quanto riguarda il marketing territoriale, il turismo e la cultura, di portare dei miglioramenti al bilancio. Noi abbiamo riferito all'assessore della Murata, tant'è che nelle ultime versioni qualcosa è stato fatto. E abbiamo deciso di non presentare l'emendamento. Abbiamo deciso della detto della riunione di maggioranza, abbiamo deciso di non presentare l'emendamento per ognuno. Quindi su questi temi voglio assicurare al consigliere Carbone sia la Commissione ma tutta la maggioranza sta ponendo molta attenzione innanzitutto a capire
capitoli, non anche rispetto territoriali, di queste nuove operazioni che ci vedremo a fare, quindi sicuramente saranno durante l'anno cercheremo di utilizzare, diciamo,